sei sempre su Televignole, ancora sei qua con Monsignor Luigi Amadori, decano de Arco. Come va Don Luigi? Beh, come prete, si dice, vita da prete, come uomo, si tende a essere molto attento alle persone, in modo particolare perché stiamo vivendo tempi difficili, no? Ecco, appunto, che più poveri di una volta? Ecco, allora sicuramente dicevo come prete e come uomo è la stessa roba, perché mi vivo un prete che è l'uomo che cerca di vivere con l'esperienza di Dio, mettere Dio dentro nella vita di tutti i giorni. Certo, a vivere e trasmettere ancora alle persone con tutti i loro problemi sta speranza che Dio ne aiuta a cambiare la nostra vita non è facile, perché le persone oggi le vivono in momenti difficili, per la situazione economica, per la situazione sociale, per le tante situazioni di divisioni, di contrapposizioni, che è un momento di grande scoraggiamento, di tante ferite del cuore, dell'anima, ma soprattutto dei rapporti. Allora, il prete, come mi penso, deve essere vicino alle persone, soprattutto ascoltarle e dare quella speranza, insomma, che Dio le è vicino perché si incarnò 2000 anni fa e continua a vivere ancora nella Chiesa e nelle persone di ancora. Giovanni Paolo II ha scritto quel bel libro Non stia a avere paura, certo. Ma lui ha paura. Beh, paura anche a me, certo. Per esempio anche l'altra notte col terremoto, per scorlome, insomma, la paura la è, perché dove convivere con la paura. La paura vuol dire anche avere l'umiltà di non essere il Padre Eterno, ma di essere delle persone, con tutte le nostre fragilità, i nostri momenti difficili. Però a paura unità a fede. Ma cosa dice lo del mondo dove ogni dì altri giornali si sente di tutti i colori, cioè l'uomo diventa più cattivo o cosa sta succedendo? Mi penso che l'uomo, le 2000 anni che si dice le solite robe, non che pure religione, i tempi brutti, i tempi difficili, ecco, lo diceva anche gli egiziani, no? Che non che pure religione, però ecco, sicuramente vive in momenti difficili, però quello che è il problema fondamentale è cercare di essere onesti con la propria coscienza e affrontare le difficoltà, perché l'uomo ha le capacità, no? Dio ne ha dato l'intelligenza, la forza, la volontà, i talenti, soprattutto se riusciamo a metterli insieme, se non vivendo da soli. Sicuramente adesso purtroppo è una ondata culturale anche di individualismo, le nostre belle porte blindate, ognuno sta chiuso se stesso, allora non avevamo più quella solidarietà di affrontare i problemi insieme. Una volta che ne erano più problemi, però si era più attenti uno agli altri di aiutarsi, adesso invece ognuno è un po' solo, pur vivendo in mezzo a tante persone. Voi inaugurate recentemente il nuovo oratorio, i giovani è sul PlayStation, i pod o che anche altre possibilità? Ma come dappertutto, no? Sicuramente i giovani non è più inquadrati come una volta dove la famiglia imponeva i valori, la società anche, tutti si ne vadrio a quella. I giovani hanno molta libertà e molto condizionamento, certo, tante volte si incontrano magari su Facebook, anche sulle strade o sulle piazze, perché ti fai fatica anche a incontrarli, ha voglia di incontrarsi. Ecco perché l'oratorio è una possibilità del luogo dove puoi fare sport, puoi fare attività, puoi fare cultura. Per esempio abbiamo fatto una bellissima esperienza con gli adolescenti qui delle varie parrocchie del Bolognano, Massone, San Martino, San Giorgio e Arco, fare un piccolo recital dove i putei se la fa, se la costruisce, lavora insieme, vive insieme e si gode e capisce anche dei momenti di appartenenza. Gli è contenti quando gli è tanti, gli ha paura quando gli è pochi. No? Quando gli è tanti, gli era 60, che bello, si gasa, no? Gli ha bisogno di essere, come stare insieme, sentirsi che gli è tanti che fa queste robe. E allora invece quando gli è pochi, sono 4 gatti, sono solo noi, si scoraggia. Allora abbiamo bisogno di queste occasioni di incontro più grande, mettere insieme più forza. Quindi probabilmente insomma che motivi di speranza. Sì, mi vedo che motivi di speranza e bisogna però coltivarle le persone. Secondo me stando insieme alle persone, curando di più i rapporti, combattendo contro la fretta, la superficialità e il giudizio.
perché le persone, insomma, bisogna, diceva Stiani, maiarga insieme a un quintal di sal prima di conoscere, no? E quindi dobbiamo trovare più tempo per stare insieme. E senta, un'ultima roba, che tanti separai, divorziai, anche a me, favo parte di questa Certo. categoria. È giusto che noi ciapa la comunione si risposa? Ma lei è una scelta che anche me a volte fa fatica a condividere proprio perché che vivo insieme a queste persone che sono a contatto, però lei è anche vera che forse che a me bisogna comunque sempre dei valori, che ne dica che è una roba che lei sarebbe giusta e l'altra che lei è meno giusta, ma non per questo si colpevolizza le persone che separano, anzi, che ancora un'attenzione. Io ho visto che c'è addirittura delle persone che con la sua esperienza di sofferenza provocata da queste divisioni le ha molto più mature, le dà un contributo anche maggiore a quei che può essere massa sicuri di stare sul giusto e di giudicare. Quindi mi penso che sarà bisogno ancora un po' di tempo, no? La Chiesa arriverà anche a questo, la va sempre piano, però è la possibilità soprattutto di stare insieme con le persone senza giudicarle. E un'altra cosa, dopo il Lassonar, lui chiaramente fa tanti funerali, Sì. anche di Zenzovena. Certo. È l'Dio ingiusto quel che fa morire prese le persone? E le vem da pensare a volte, no? Vedendo anche certi giovani, perché lui e non altri che magari combina guai e che gli è un peso, e invece è una persona brava, una persona che è un papà di famiglia come è successo di recente, insomma, che passa dalla morte alla vita così fra le braccia dei suoi puterotti, ma perché Dio permette? Là è un vecchio problema che è, cioè la presenza però del male e degli incidenti, delle cose che vanno negative, ne mette in questa situazione di fragilità, se no pensereste che se noi che determina, no? Con i nostri soldi, con i nostri danni da fare, con le nostre medicine, con chi più ha mezzi di combattere contro il male. Quindi siamo tutti, anche Gesù Cristo stesso è morto ingiustamente subendo questo fatto che gli altri l'ha estromesso. Ma allora questo ne dà speranza che lui non l'ha dato una risposta teorica, ma l'ha vissuta trasformando questa disgrazia nel momento in cui l'ha dato se stesso, perdonando per esempio per quelli che l'avevano messo in croce. E quindi questo è un segno che anche nel dolore, nella sofferenza si può dargli un significato. Certo, non è da giudizi, e te ven la voi anche la Bibbia e i Salmi è pieni di lamentele e di queste rivolte contro sto Dio che pare che fa apposta a tirarti via la gioia, la vita e a metterti alla prova, no? Però dobbiamo farlo con queste le difficoltà, le che ecco, se abbiamo la forza, Dio ne aiuta a cambiare noi stessi per poter cambiare gli altri. Invece a volte volessimo cambiare gli altri e non si vuole cambiare noi stessi. Grazie e alla prossima. Grazie, grazie, grazie. Viva Tele Vignole.